Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villota di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villota di Chions. Per il quinto anno consecutivo Show Motos ha visto il suo svolgimento a Pramaggiore. I motori sono ritornati a rombare il centro storico lungo l'ormai tradizionale circuito cittadino. Il tutto possibile grazie all'organizzazione della scuderia TRC Racing di Noventa di Piave e dal pilota locale Fabio Nosella. Un Formula Driver inserito nel trofeo Triveneto WISP e nel Master Driver Triveneto, con 60 piloti iscritti, 49 poi presentatisi regolarmente al via, in una giornata baciata dal sole che sin dalle prove di qualificazione del mattino ha visto confluire il grande pubblico lungo i 700 metri del tracciato che i driver hanno percorso per 5 tornate. Vi è stata battaglia, ma con i favoriti che comunque alla fine hanno rispettato i pronostici sin dalla prima sessione di prove, guidando non solo col piede pesante, ma anche con grande circospezione per non incorrere nelle penalità sempre in agguato ad ogni postazione. Il percorso era piuttosto corto, però bellissimo e pieno di abilità. Queste non sono gare di velocità, però soprattutto di abilità, perché ci sono le penalità, diverse postazioni di penalità, e appena hai preso una penalità ti sei mangiato la gara. A te è andato tutto bene? Per fortuna oggi è andato tutto bene, è già anche la seconda volta che vincio qui questo circuito di Pramaggiore. Ospiti nel paddock alcuni dei protagonisti della vita amministrativa cittadina, oltre ad autorità varie che nell'arco della giornata hanno potuto provare anche il brivido della velocità. Assessore allo sport, appena sceso anche lei da questo bolide, che emozione? Era un'esperienza assolutamente da fare, vale la pena, lo consiglio anche a chi vuole provare. Approfitto per un ringraziamento particolare a TRC Racing e al nostro amico caro Fabio Nosella per la manifestazione che organizza a Pramaggiore da ormai qualche anno e che dà visibilità e lustro al nostro paese. Noi come amministrazione ci prendiamo l'impegno di portarla avanti nel tempo perché è una manifestazione in cui crediamo e che ci fa piacere avere sul nostro territorio e sul nostro centro cittadino. Oltretutto direi anche molto ben riuscita. Anche oggi, complice anche una bellissima giornata di sole, la manifestazione è riuscita e partecipata e di questo, ripeto, siamo veramente riconoscenti nei confronti di Fabio e di tutti gli amici di TRC Racing. Grazie. Beh, la sensazione appunto è divertente, adrenalina, uno come me che ha passione anche per queste cose ci si diverte, chiaramente sempre una, come si dice, una fase iniziale che è l'approccio iniziale, poi uno insomma ci si diverte, ecco. Fabio è un amico e anche un ottimo pilota, quindi ci si diverte, si è in sicurezza soprattutto. Pramaggiore su queste cose riesce sempre bene, c'è la passione. Ho sentito 49 concorrenti, quindi la manifestazione è sicuramente riuscita. Diciamo che il Signore ha dato una mano non facendo venire la pioggia, una bella giornata, anche non molto calda, insomma meglio di così direi che adesso è difficile. Il successo assoluto è andato al vincitore della categoria B, Alessandro Zamuner, su Peugeot 106 del TRC Racing, un abitué della manifestazione che ha completato i 5 giri del percorso in 2 primi 44 secondi e 56.
classifica del trofeo Veneto il pilota di Musile dopo 4 prove comanda con 28 punti, 10 in più di Rosario Panariello del team Colonna, classificatosi nella prova di Pramaggiore solamente al 4° posto. Allora, Alessandro Zamuner, vincitore categoria B, poi tu sei anche un abitué ormai di Pramaggiore. Diciamo di sì, che Pramaggiore, per quanto sia una gara che molti considerano stupida perché è corta quello che è, ma è il pubblico, la rende sempre bellissima, è sempre bello correre comunque in mezzo a case, perché comunque ricorda sempre una gara a livello realistico. Pramaggiore ha sempre il suo fascino, che ci sia bello, che ci sia pioggia come l'anno scorso, oggi il tempo ci ha dato una mano, il pubblico è bellissimo, gara super, contentissimo e un grandissimo in bocca al lupo anche per i miei avversari, che anche ci sono molti avversari che quest'anno dovranno correre e sono tutti quanti alle prime armi, ma nel futuro avremo molte belle soddisfazioni. Senti, allora i tuoi prossimi impegni, come sta andando la stagione? La stagione molto bene, diciamo, stiamo correndo, adesso sto sviluppando una macchina che comunque è la 4ª uscita che fa, e aver vinto oggi in un tracciato comunque così difficile è sempre soddisfazioni. La macchina è molto difficile da usare, però quando la conosci va come un proiettile, quindi super. Zamuner nell'assoluta ha preceduto Andrea Scopel, vincitore di classe A, che ha girato con la sua A112 del team Trentin Corse in 2 primi, 47 secondi e 81. Piede pesante quest'oggi, ti abbiamo visto veramente viaggiare alla grande. Sì dai, non posso lamentarmi, mi mancava un po' di trazione in finale, però sono contento così. L'unico rammarico che ho è, lo dico veramente col cuore, mi dispiace non aver potuto fare l'assoluta, il miglior tempo di giornata, perché l'assoluta era dedicata a un grande amico che è Fabio Nosella, che è qui con noi, è il grande organizzatore della manifestazione e se lo meritava con tutto il cuore, perché lui non ha potuto partecipare ovviamente in gara per motivi personali, però la vittoria è veramente dedicata a lui, perché grazie di tutto, grazie anche dell'atmosfera, della giornata, del circuito sempre speciale, e un grande ringraziamento anche a mio papà e al meccanico che mi dà sempre una macchina super performante. Sul terzo gradino del podio il mestrino Braccobaldo al secolo Davide Baldin sul Renault Clio del New Racing Team, che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 2 primi, 53 secondi e 76. Nella categoria C si è messo alle spalle Alessio Ceraolo su Clio RS del Ceraolo Racing e Andrea Arboit su Peugeot 106 del TRC Racing. Allora, team New Racing Team, corriamo per divertirci e basta, insomma oggi è andata bene, siamo divertiti, complimenti all'organizzatore, è stato bellissimo, giornata fantastica e grazie a tutti insomma. Per quanto riguarda le altre categorie, nella SA ha vinto Alberto Ziglio su Peugeot 106 del TRC Racing. Il pordenonese Federico Alberti su Citroën Saxo del team Colonna si è imposto nella SB, mentre nella SC ha prevalso Egidio Sutto su Peugeot 106 del TRC Racing. La categoria rally è stata invece ad appannaggio di Francesco Destro su Renault Clio del Fanny Team, quella Sport di Mattias Lodi su Peugeot 106 Proto del TRC Racing. Stefano Franchetti ha invece regolato tutti nella 1000. E nutrita è stata anche la partecipazione al femminile. Nel trofeo Lady la vittoria è andata alla triestina Amy Koslevaz su Citroën Saxo del TRC Trieste, davanti ad Alessia Lorgio su Peugeot 106, sempre del TRC Trieste. È stata faticosissima, però la soddisfazione è tanta. Molto faticosa, molto tecnica, soprattutto con questo caldo, però alla fin fine ce l'abbiamo fatta. Ecco, una passione vostra per i motori che arriva da dove? Ma da quando abbiamo scoperto questo mondo e ci hanno dato la possibilità di provare, ci riesce e noi ci divertiamo. Anche io ho scoperto da poco, da prima con mio padre, insomma è un po' da quando sono tanto giovane. Siete un po' anche agli inizi, che obiettivi avete e cosa vi proponete per il futuro?
Ma intanto di ancora imparare e migliorare, perché c'è sempre qualcosa di nuovo, si cambia magari la macchina e quindi è una continua scuola e andare avanti e imparare. C'è ancora tanto da imparare, siamo ancora agli inizi, sarebbe bello riuscire a controllare l'auto in qualsiasi situazione. Oggi ci è andata bene che c'era bel tempo, ma magari con la pioggia era diverso. E al termine della giornata per tutti i drivers è arrivata la competizione più ardua, vale a dire un giro in giostra nell'adiacente Luna Park, dove nonostante l'impegno profuso nessuno è riuscito a superare. Un attimo che si fermano, non mi investo. Ecco, arrivati. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Bilotta di Chions, ristorante adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Bilotta di Chions.